Nel 1970 il signor Gimo, che abitava di fronte alla chiesetta dell'Angelo, ricordava che nell'edificio da anni non era stato piantato neppure un chiodo. E Italia Nostra lanciò l'allarme nel 1972 e qui viene giù tutto. In mezzo secolo la chiesa, dagli incerti proprietari, venne prima messa in sicurezza e poi con il tempo più volte restaurata. Dal comune, in fondo, adibita a sede di mostre e lo è ancora. Solo che la vicenda della proprietà rimase in realtà insoluta e al centro di un contenzioso le cui radici, a guardare anche solo superficialmente, affondano in storie di catasti austriaci, donazioni, usucapioni, suddivisioni, insomma cose complicatissime che risparmiamo ai telespettatori. Com'è e come non è, questa indagine più complicata di una dell'ispettore Clouseau sulla Pantera Rosa è approdata in una storia giudiziaria infinita, il cui ultimo capitolo ha visto una tenace professoressa universitaria di fronte al comune. La signora aveva evidentemente le sue ragioni, visto che alla fine il comune si è reso conto che così non si sarebbe mai andati da nessuna parte e la signora non avrebbe mai rinunciato nei secoli a fare valere i suoi diritti. Così come deve accadere tra persone ragionevoli, e non sempre accade, ecco l'accordo addirittura d'arrivo. Alla fine va riconosciuto che la professoressa, oltre a una grande caparbietà, ha anche avuto un atto di generosità. Sì, è diventata ormai forse più una questione di principio e legittimamente dalla sua parte si pretendeva che venisse riconosciuta una proprietà. Nella sostanza erano d'accordo entrambi che la chiesetta è di fatto un bene del comune da sempre, insomma, o comunque da moltissimo tempo, e il comune ci ha anche messo parecchi soldi per i restauri e la manutenzione, e quindi la donazione fondamentalmente riconosce questo e assegna al comune il 100% del patrimonio. Insomma, per la lunga storia della chiesetta dell'Angelo è tutto bene che finisce bene, perché come vi spiegherà un bravo avvocato, se vi mettete in cause successorie difficilmente qualcuno ha ragione. È più facile che vincano solo gli avvocati, perché ci sono grandi spese legali e alla fine, se buttate tutto in una causa successoria, è come un parchimetro, ci mettete il soldino, il parcheggio in realtà non lo comprate e poi vi trovate al punto di prima.